Picchiato, derubato del suo orologio e lasciato a terra dagli aggressori. La vittima è un 92enne che sarebbe stato aggredito questa mattina in via delle Rose a Mogliano. È stato il pensionato a chiamare i carabinieri poco dopo le 10 a raccontare quanto gli è successo. L'uomo ha spiegato che mentre stava passeggiando un'auto si è avvicinata una donna. Dopo essere scesa ha cominciato a chiedergli qualche informazione stradale, poi è stata raggiunta dal conducente. È a quel punto che l'anziano è stato colpito, secondo il suo racconto, da una raffica di pugni che lo ha fatto finire a terra. Prima di andarsene i banditi gli hanno anche gettato addosso una busta con alcuni gioielli di bigiotteria, tanto da lasciar presupporre che l'intento dei banditi potesse essere quello di mettere a segno una truffa che ben presto è diventata una rapina. Ciò che è certo è che i due se ne sono andati con il suo prezioso orologio e ora toccherà ai carabinieri ricostruire cosa sia successo in quei minuti. Un episodio che ha destato sconcerto in città. Il sindaco Carola Arena ha spiegato di aver avviato un progetto sicurezza articolato per la città di Mogliano. Anche a bilancio abbiamo messo bilancio che andremo ad approvare a fine settembre e abbiamo intensificato appunto le telecamere nel nostro territorio e questo sicuramente aiuterà anche a tenere più sotto controllo la nostra città. Inoltre il Comune ha intenzione di incrementare i servizi di pattuglie della polizia locale. Stiamo lavorando assieme alla Polizia Municipale a un progetto nel quale coinvolgeremo il Comune di Preganziol per intensificare la presenza anche in orario serale della Polizia Municipale nei nostri territori.